Una notizia di mercato esplosiva ha appena scosso Napoli e promette di infiammare le prossime settimane nel mondo del calcio. Torniamo con un aggiornamento esclusivo sul Napoli, portando informazioni che potrebbero cambiare completamente il futuro del club nelle prossime finestre di mercato. Prima di entrare nel vivo di questo tema bollente, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che stiamo per rivelare potrebbe essere il prossimo grande colpo di Aurelio De Laurentiis. Nel panorama attuale del calcio europeo, sta avvenendo un vero e proprio terremoto silenzioso. Una lista impressionante di fuoriclasse di livello mondiale si avvicina alla scadenza del contratto. Da Vlahovic a Lewandowski, passando per giocatori che fino a pochi anni fa sembravano intoccabili. Il numero di stelle disponibili come i parametri zero sta crescendo a un ritmo vertiginoso. Tra trattative bloccate, richieste salariali fuori controllo e strategie spregiudicate degli agenti, il mercato si sta trasformando in una giungla dove i club più attenti e più intelligenti riescono a scovare occasioni d'oro. Ed è proprio qui che entra in scena il Napoli, da sempre noto per la capacità di anticipare le tendenze e agire con precisione. Secondo indiscrezioni provenienti da Castelvolturno, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis stanno già monitorando diversi giocatori in scadenza di contratto. L'obiettivo è chiaro: rafforzare la rosa con nomi di peso senza compromettere l'equilibrio finanziario. Una strategia che il Napoli ha già dimostrato di saper padroneggiare negli ultimi anni e che potrebbe ripetersi con ancora più impatto nel 2026, quando numerosi campioni saranno liberi di trattare. Fonti vicine al club confermano che c'è un monitoraggio attivo su almeno 3 giocatori di alto profilo, tutti con contratti in scadenza, tra cui Dusan Vlahovic, il cui accordo con la Juventus non è ancora stato rinnovato, e Robert Lewandowski, che ha già fatto sapere al Barcellona di voler continuare a giocare in Europa per qualche anno ancora, nonostante le offerte arrivate dal mondo arabo. L'idea di portare uno di questi fuoriclasse a Napoli non è un sogno lontano, ma una possibilità concreta, soprattutto considerando il recente storico del club con colpi audaci come quello di Kevin De Bruyne. Il mercato, tuttavia, non sarà facile. La concorrenza è spietata e le cifre in gioco sono alte. Ma il Napoli ha un asso nella manica che pochi club europei possono vantare: il fattore Conte. Il tecnico, ormai riconosciuto come uno dei grandi del calcio mondiale, ha abbastanza carisma per convincere giocatori esperti ad aderire al progetto azzurro. Lo stile competitivo, la mentalità vincente e la passione unica di Napoli sono argomenti che, messi insieme, possono davvero fare la differenza nelle scelte di molti atleti di alto livello. Secondo diversi analisti sportivi, il club potrebbe ripetere una mossa strategica simile a quella del 2024, quando riuscì a bilanciare gioventù ed esperienza puntando su talenti emergenti come Djilund e su veterani determinanti. L'arrivo di un attaccante consacrato, per esempio, sarebbe il tassello mancante per consolidare il Napoli come una delle potenze assolute d'Europa. E con tanti contratti in scadenza, si aprono possibilità di trattative dirette. Senza intermediari e senza cifre astronomiche di trasferimento, solo progetto, ambizione e cuore azzurro. Il tempo dirà chi farà la prima mossa. Ma una cosa è certa: il Napoli è pronto. E se c'è una lezione che De Laurentiis e Manna hanno insegnato, è che sanno trasformare l'incertezza in opportunità. Potrebbe essere l'inizio di una nuova rivoluzione azzurra nel calcio europeo. E adesso vogliamo sentire voi, tifosi del Napoli. Quale di questi grandi campioni vorreste vedere indossare la maglia azzurra nei prossimi anni? Pensate che il club debba puntare su un fuoriclasse esperto o continuare a investire nei giovani talenti? Scrivetelo nei commenti e lasciate un super thanks per sostenere il canale e dimostrare l'orgoglio di far parte di questa famiglia napoletana che non smette mai di sognare.